Benvenuti, bentornati alla seconda puntata nella terra dei Nurages. La settimana scorsa abbiamo parlato di religiosità nuragica, abbiamo introdotto la nostra nuova rubrica culturale appunto con questi temi, appunto quindi con il concio dell'Essa Gammata di Giorré, questo ritrovamento molto importante e interessante. Andiamo un po' ancora sul filone di quello che può essere la religiosità dei sardi antichi, anche se ci spostiamo ovviamente di centinaia e centinaia di anni, anzi anche di più di un millennio, esattamente almeno 1700 anni dopo, e siamo intorno al 594 d.C. Esattamente qui, siamo in una Sardegna in cui ormai da qualche decennio, quindi nel 594 d.C., ci sono i bizantini che hanno ripreso il comando della Sardegna. E c'è una figura però anche molto importante, che è Papa Gregorio Magno. E Papa Gregorio Magno, nella sua infinita stesura di epistole, quindi di queste lettere inviate un po' ovunque in tutto il territorio cristiano, anche in Sardegna rende partecipe questa antica terra delle sue epistole. Tra le varie epistole noi oggi ne leggeremo una, intraprenderemo appunto questo percorso che sarà interessante perché riguarderà un po' qualcosa che riguarda la religiosità nuragica, se vogliamo, o forse, chissà. Appunto adesso vi leggo l'epistola di Papa Gregorio Magno al Dux Ospitone dei Barbaricini. Poiché nessuno della tua gente è cristiano, per questo so che sei il migliore di tutto il tuo popolo, perché sei cristiano, mentre infatti tutti i barbaricini vivono come animali insensati, non conoscono il vero Dio, adorano legni e pietre. Tu, per il solo fatto che veneri il vero Dio, hai dimostrato quanto sei superiore a tutti. Ma dovrai mettere in atto la fede che hai accolto anche con le buone opere e con le parole e al servizio di Cristo in cui tu credi. Dovrai impegnare la tua posizione di preeminenza conducendo a Lui quanti potrai, facendoli battezzare e ammonendoli a prediligere la vita eterna. Se per caso tu stesso non potrai fare ciò perché sei occupato in altro, io ti chiedo, salutandoti, di aiutare in tutti i modi gli uomini che abbiamo inviato lì, cioè il mio fratello, e tra virgolette, e coepiscopo Felice, e il mio figlio, anche queste tra virgolette, Ciriaco, servo di Dio consolatore, e di aiutarli nelle loro mansioni, di mostrare la tua devozione nel Signore Onnipotente. E Lui stesso, il Signore, sia per te un aiuto nelle buone azioni come tu lo sarai per i servi consolatori in questa buona opera. Tramite loro ti mandiamo veramente la benedizione San Pietro Apostolo, che ti chiedo di ricevere con buona disposizione d'animo. Questa epistola, questa lettera al Dux Barbaricino Ospitone è stata inviata nel 594, abbiamo detto. Di che cosa tratta? Vediamo nei contenuti questa ricerca appunto del personaggio principale dei Barbaricini che rispetto a tutti gli altri del suo popolo, oltre che essere il capo, quindi il Dux, è anche cristiano, ed è l'unico cristiano. Segno evidente che quindi il Papa sta ragionando con una persona che può interagire nell'interesse dell'evangelizzazione cattolica. Ricordiamo anche che al tempo tra Oriente e Occidente non c'era la divisione religiosa come poi è stato invece intorno al 1054, quindi già secoli ancora più in là rispetto alla nostra data in questione. Molto interessante vedere appunto che vengono riferiti dal Papa alcune condizioni religiose di quel periodo per quel popolo dei Barbaricini, che dovrebbe essere certamente il popolo che occupa una parte della Barbagia. Alcuni studiosi hanno interpellato, diciamo così, diversa documentazione, confrontando alcuni documenti anche insomma relativi a quell'epoca, e pare che questa popolazione dovrebbe avere avuto una base, diciamo così, il loro centro più importante in quella che oggi è la zona di Ollolai. Ma ritorniamo appunto al contenuto.
Abbiamo letto appunto adoratori di legni e pietre, quindi segno evidente che il paganesimo era ancora dilagante. Ricordiamo anche che Papa Gregorio in altre epistole, sempre anche indirizzate in Sardegna, parla non solo di schiavi e barbaricini, quindi vuol dire che è ancora in atto una guerra, uno scontro tra appunto il popolo di Ospitone e quello bizantino comandato da Zabarda. Ma vediamo anche alcune epistole, anzi diverse epistole, dove il Papa Gregorio Magno denuncia il paganesimo ancora dilagante, e anche un paganesimo che riguarda anche il mondo contadino. È un paganesimo che riguarda quello strascico della religiosità dell'ultima parte ovviamente dell'impero romano d'Occidente, che ancora dilaga, e in qualche modo sono implicati anche le elite bizantine per un gioco politico, se vogliamo, e quindi per mantenere il controllo su varie categorie. Non entreremo troppo in questo ambiente, ma appunto nella puntata di oggi era interessante farvi notare quanto ancora in epoca alto medievale la religiosità presumibilmente riferibile a un ambito di religiosità nuragica, o comunque di quegli ultimi strascichi, perché ormai ricordiamo la civiltà nuragica è già da diverso tempo lontana dalla mentalità sarda del tempo, ma vediamo appunto questo riferimento, ed è un riferimento molto molto particolare. Chissà, forse troveremo qualche altro ritrovamento, insomma vedremo qualche altro ritrovamento archeologico che ci darà ulteriori notizie, e quindi il lavoro degli archeologi è ancora più che mai prezioso per questo. Abbiamo voluto quindi vedere in questa puntata quale fosse, diciamo così, il rapporto con una mentalità nuragica ancora nel tempo, sebbene ormai siamo in epoca cristiana. E per quell'epoca cristiana Papa Gregorio Magno invia, come abbiamo letto, il suo coepiscopo, che è una figura particolare nell'ambito dell'elite cattolica del tempo, ma anche lui dice il figlio, no? Tra virgolette, ma abbiamo visto che è una figura, sappiamo che è una figura monastica, è precisamente un abate. Quindi è interesse evidente di Gregorio Magno, lui che è stato fautore della vita monastica e in qualche modo è rimasto ancora, no, all'interno dell'ambito monastico, sebbene già pontefice in quel periodo, ma è soprattutto uno che ha amato tantissimo la figura di San Benedetto da Nurcia, e quindi inviando l'abate Felice, che è già l'abate Ciriaco, che è già in quel periodo, già in Sardegna da diverso periodo, un po' per fare il suo, diciamo così, aiuto, no? Sono gli occhi e lo sguardo in Sardegna di Papa Gregorio Magno. Vediamo che quindi la traccia monastica è presente e probabilmente verrà da quel momento in poi amplificata, verrà radicata in Sardegna. Con questo io vi saluto e spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata a un aspetto ancora della nostra cultura sarda, e vi rimando alla settimana prossima con una puntata in cui vedremo delle colonne di legno, parleremo ancora di legno, delle colonne di legno che ancora oggi vengono portate in processione. Un saluto a tutti e alla prossima puntata.